Bentrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Il Friuli Venezia Giulia è ai primi posti tra le regioni italiane per il tasso di occupazione e l'aumento di export pro capite nel 2021, ma è chiaro che la situazione che si prospetta ci preoccupa per la crisi internazionale venutasi a creare a seguito della guerra, e su questo insieme al governo nazionale abbiamo messo in campo misure emergenziali che troveranno ulteriore risposta nella legge di assestamento che ci apprestiamo a fare a luglio. A dirlo il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, intervenendo in videoconferenza al panel a Udine sul mercato del lavoro in Regione. All'incontro è intervenuto anche l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini, con il quale abbiamo fatto il punto anche sulla mancanza di lavoratori stagionali. Assessore, andiamo ad analizzare i dati del lavoro anche nel post-Covid e le prospettive future anche in ambito turistico. I dati del lavoro e delle attività produttive. Indubbiamente i dati che ci sono stati presentati oggi sono dati positivi, non dimentichiamoci che viviamo in un momento assolutamente straordinario e condizionato da fattori esterni. Il Friuli Venezia Giulia sta dimostrando resilienza e resistenza, addirittura dei dati che anche per quanto riguarda il primo trimestre dimostrano, sia da un punto di vista produttivo ma anche da un punto di vista occupazionale, numeri in crescita. Questo indubbiamente il merito va dato in primis al tessuto, io lo dico sempre, imprenditoriale della nostra regione, il quale probabilmente in questi anni è riuscito, anche in anni come dire, normali, a strutturarsi, a organizzarsi, ad accumulare patrimoni tali per cui in momenti difficili è il risultato più semplice, come dire, stare sul mercato. Poi vanno sottolineate le politiche attive portate avanti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nel mio caso in continuità con chi mi ha preceduto, che evidentemente hanno permesso alle imprese stesse di beneficiare rispetto ad altre regioni di condizioni atte a garantire lo sviluppo. A livello occupazionale c'è un altro tema, quello degli stagionali, è sempre più difficile reperire personale specializzato. Sì, sempre più difficile. Prima ci è stato rappresentato con i numeri che sono stati presentati. Innanzitutto c'è una diminuzione significativa di fasce d'età, quelle dei giovani, quelli che fanno le stagioni. Secondo, abbiamo delle politiche di sostegno, a mio avviso sbagliate, questo io lo sottolineo ogni volta, il reddito di cittadinanza, il quale deve intervenire solo per chi effettivamente non può come dire, ritornare sul mercato del lavoro, ma così come è utilizzato oggi è assolutamente distorsivo, dove sapete i giovani si fanno quattro conti, se con il reddito di cittadinanza prendono un tot, andando a lavorare, a sudare, a faticare, prendono qualcosina in meno, beh, se ne stanno a casa. Quindi qua è la politica, il governo che deve intervenire, questa è la verità. Quando io sento che, e ogni tanto leggo, che i giovani non vanno a fare le stagioni perché vengono pagati poco, guardi, ci possono essere anche questi casi, ma non è questa la verità. Io so di camerieri che sono pagati 2.000-2.200 euro al mese netti, di cuochi 3.000-3.500, quindi c'è un male a monte che va sistemato. Ieri sera al Teatro Ristori di Cividale si è tenuta una serata dedicata alla tappa che il 27 maggio partirà da Marano e arriverà a Castelmonte. Ci saranno anche Alessandro De Marchi e Elia Viviani, ospiti d'onore della serata, assieme al coordinatore al Codroipese Matteo Fabbro, che ha dato qualche speranza su una sua partecipazione alla Corsa Rosa numero 105. Che tappa sarà? Come la vedi? Una tappa che ho provato, ho fatto una bella distanza durante le vacanze di Pasqua, visto che eravamo qui in famiglia, e sono state 5 belle ore di bici dove ho visto il percorso, e sarà un percorso a 2 giorni dall'arrivo finale del Giro d'Italia che farà la differenza. Castelmonte è una salita veloce, ma che comunque al termine di una tappa dura può fare comunque dei danni, ma la salita in Slovenia sicuramente sarà il punto dove, se qualcuno della classifica generale ha ancora una giornata che non è al top, probabilmente può pagare in una salita veramente, veramente dura. Quindi secondo me il fatto che sia proprio la 19ª tappa sarà una delle decisive di questo Giro.
Dopo un anno straordinario come il 2021, quest'anno che anno sarà per te? Cosa ti aspetti? Il 2022 è partito benissimo con la nuova squadra, un ritorno in famiglia al Team Ineos che prima era Team Sky, una vittoria subito, un po' di difficoltà alle classiche con influenza come tantissimi altri atleti di questo periodo, però la condizione ora è al top e quindi cerchiamo di raccogliere il più possibile. Ci sarà poi un campionato italiano forse adatto alle caratteristiche. Ormai futura d'adozione sentirai il calore, insomma, di questa terra anche su di te. Assolutamente sì, è stato già bello negli anni scorsi fare la tappa del Zoncolan, fare la tappa di San Daniele, quindi è un qualcosa che già sento. In questa tappa, nella 19esima, si passerà anche per San Marco, quindi dalle prime volte che venivo in Friuli per vedermi con Elena sono bellissimi, bellissimi ricordi e il paese è già in festa che aspetta il giro come tutti i comuni della tappa che passeremo. Alessandro De Marchi, innanzitutto come stai? Un inizio d'anno difficile? Sì, un po' tribolato, abbiamo fatto lo slalom tra i malanni, tra insomma, le cose di stagione e quindi la primavera è stata un po' difficile, però siamo qui, ormai manca una settimana e siamo pronti a partire per questo giro. Dopo quella maglia rosa dello scorso anno, dopo quel sogno, dopo quella caduta, che significato ha il giro quest'anno per te? L'anno scorso è sicuramente stato un giro indimenticabile ma non perfetto. Avrei davvero voluto arrivare fino in Friuli e quella tappa dello Zoncolan che mi aspettava era la ciliegina sulla torta forse al giro. Quindi non è successo perché sappiamo bene com'è andata, ma il buon Enzo mi ha offerto un'altra possibilità e quest'anno farò di tutto per coglierla, che poi sia per provare a fare un risultato o semplicemente per godermi davvero ogni centimetro di quella tappa cambierà poco, insomma l'importante sarà esserci. Com'è questa tappa? Come poi tecnicamente parlando, proprio che tappa ha disegnato stavolta? Tecnicamente parlando la prima cosa da considerare è che siamo alla terza settimana, 19esima tappa, quindi in una tappa del genere può succedere di tutto e probabilmente succederà perché a fine giro c'è chi avrà le gambe e chi non ce le avrà e quindi la tappa offre un sacco di possibilità per chi vuole provare a vincere il giro. Questa sera ci hai dato una piccola speranza, potrebbe essere che ti vediamo al giro? Ma sì, è una piccola speranza e staremo a vedere. Adesso in questa settimana, in questi giorni stanno un po' decidendo il da farsi e appunto se la squadra mi chiamerà sicuramente risponderò presente. Come stai? Perché è stata una primavera un po' tribolata, inizio d'anno tribolato. Sì, è stato un inizio anno particolarmente difficile e niente, sono in ripresa, sto riuscendo ad allenarmi con un minimo di continuità e insomma la condizione sta crescendo perché insomma ho dovuto ricominciare da zero dopo la Tirreno, quindi insomma stiamo a vedere. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, a San Vito al Tagliamento tornano i festeggiamenti per il 1° maggio. 7 le band emergenti, alcune delle quali nate nell'ex Officina dei Bozzoli, che domenica si esibiranno sino a tarda sera. Assessore, dopo 2 anni di stop di pandemia da Covid-19, il 1° maggio si riparte, concerti nel cuore di San Vito, ma non soltanto quelli. Una giornata che parte dalla mattina, ecco, che cosa si prova e soprattutto quali sono i presupposti e anche un po' le anticipazioni che ci può fare. Sì, assolutamente, questo per noi sarà il 1° maggio della ripartenza. Abbiamo voglia di ripartire e di ricominciare dopo 2 anni di stasi dovuti appunto alla pandemia. Abbiamo molte attività che stiamo predisponendo per questa importante ricorrenza, per la festa del lavoro. Partiremo la mattina con una celebrazione che coinvolgerà tutta l'amministrazione di San Vito al Tagliamento e partirà appunto da Piazzetta Stadlon con corteo accompagnato dalla Filarmonica Sanvitese. Ci sarà appunto una celebrazione al Parco Rota, al Monumento di Ciussi, con l'intervento delle autorità presenti. Le attività poi proseguiranno il pomeriggio dalle 17:30 sempre in Piazzetta Stadlon e ci saranno concerti per tutta la giornata. Si esibiranno ben 7 band del nostro territorio del Sanvitese e saranno accompagnate, diciamo, l'evento sarà accompagnato dalla presenza del chiosco gestito dalla partita da vincere di San Vito.
Assessore, 7 le band partecipanti, quasi tutte, questa è un po' la tipicità, sono nate e cresciute nel luogo in cui è stata fatta la conferenza stampa, nell'ex officina, diciamo così, dei Bozzoli. Ecco, che cosa si propone, ma soprattutto come è stata trasformata nel tempo questa magnifica realtà che si trova nel cuore di San Vito? Allora, questa realtà riceve tantissimi stimoli dal territorio e organizza tantissimi eventi nel nostro territorio. Forniamo servizi molto diversi, infatti c'è la parte sotto, la cantina del suono, dove sono tenute diverse lezioni anche dal Sound Chem. La sera si esibiscono anche diverse band, fanno prove prenotando appunto la sala per poter fare le loro attività aggregative. Dispone anche di una sala studio molto organizzata che è appunto al terzo piano, che può diciamo, ricevere sia ragazzi per attività insomma, di studio, ma anche per attività ricreative. È infatti sede anche di diverse associazioni che si ritrovano durante la settimana per fare le proprie attività. C'è una parte ricreativa dove i ragazzi possono divertirsi, possono fare diversi laboratori che diciamo, noi ogni settimana predisponiamo proprio per i ragazzi di varie età che prendono la fascia diciamo, dai 13 ai 18 anni. Lei assessore al futuro, che futuro vede per questi ragazzi e soprattutto che futuro vede per San Vito? Io vedo un futuro di ripartenza perché ne abbiamo veramente bisogno dopo questi 2 anni di clausura e anche i ragazzi diciamo, sono stimolati a ricominciare, quindi io auguro ai ragazzi un futuro roseo di compagnia diciamo, perché adesso speriamo di poter ricominciare a rivivere accompagnati sempre dall'Officina dei Bozzoli, da tutti i progetti che riguardano l'Officina dei Bozzoli. È morto all'alba di oggi il giornalista e sindacalista Luciano Ceschi, aveva 87 anni. Nella sua lunga carriera fu segretario generale della Federazione Nazionale Stampa Italiana dal 1970 al 1980, direttore di vari giornali, tra i quali Il Piccolo, presidente onorario della sua stampa Friuli Venezia Giulia. Nato a Trieste il 13 dicembre 1934, era diventato giornalista professionista nel 1958 e nel 2017 gli fu conferita una targa speciale nell'ambito del riconoscimento triestino San Giusto d'Oro. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Bentornati ad A Voi la Linea. Sono in arrivo 28 progetti artistici da 14 paesi, tra cui 20 prime assolute nazionali alla 31esima edizione del Mittelfest a Cividale del Friuli, che si articolerà tra Festival Internazionale Estivo dello Spettacolo Mitteleuropeo dal 22 al 31 luglio a sezione primaverile Mittelyoung dal 12 al 15 maggio. La manifestazione sul tema imprevisti è stata presentata questa mattina a Udine. Sentiamo il presidente Roberto Corciulo. Roberto Corciulo, presidente di Mittelfest, davvero molto interessante, molto ricco il programma di quest'anno e anche il tema. Sì, il tema, parto dal tema imprevisti, che è stato un tema scelto dal nostro direttore Giacomo Pedini e che forse ha interpretato in anticipo un po' una situazione, partiva da un'analisi di quello che era il momento della pandemia, ma di fatto poi ha un po' anticipato anche un'altra situazione grave che ci sta accadendo, ma gli imprevisti fanno parte della nostra vita, nella nostra complessità quotidiana e quindi questo sicuramente è stato un elemento importante. Sulla gestione diciamo, del progetto Mittelfest, che comunque è diventato ormai un progetto a 365 giorni l'anno, abbiamo il Mittelyoung che parte fra pochi giorni, il 12 di maggio a Cividale e terminerà il 15 di maggio a Gorizia. Poi avremo il Mittelfest dal 22 luglio al 31 luglio con un programma molto ricco, abbiamo 38 titoli fondamentalmente, spettacoli, di cui una ventina di produzioni e coproduzioni, 10 prime nazionali e quindi questo sicuramente all'insegna di questo progetto. A fianco a questo abbiamo il Mittelland, che fondamentalmente è il territorio che abbiamo voluto creare appunto di riferimento per Mittelfest e su cui ospitiamo tutti gli eventi del territorio durante il corso dell'anno. Quindi un programma ricco, importante e che vede molti spettacoli e che vede
dei passaggi, diciamo, che possono coinvolgere i vari pubblici, dalle famiglie, dai bambini con i laboratori alle persone più raffinate. Siamo riusciti a costruire, come era l'intento un po' del Consiglio di amministrazione, questo progetto. L'assessore regionale Gibelli ha voluto valorizzare la presenza di 15 paesi, soprattutto di Ucraina e Russia, per dire che la collaborazione culturale è come vicinanza tra i paesi. Mittelfest nasce come ponte culturale in un momento storico particolare dopo la caduta del muro, su volontà dell'iniziativa centroeuropea, dell'INCE, per mettere assieme i popoli che erano stati tenuti distanti per molti anni durante il periodo della guerra fredda. E il Mittelfest nella sua vocazione rimarca questo. Ospiteremo uno spettacolo con una pianista ucraina e un violoncellista russo che vivono in Europa occidentale, ma che rappresentano appunto al meglio questa situazione, perché vogliamo che la cultura sia un motore per legare le persone. E se la cultura deve avere questo scopo, non può essere a dividere, quindi Mittelfest rimarca ulteriormente con queste scelte, diciamo, il suo essere fondante, da cui è partito questo progetto che quest'anno arriva al 31esimo anno. Sta per iniziare la stagione turistica alle grotte di Villanova, con eventi dedicati ai turisti per il ponte anche del 1° maggio. Nel frattempo l'Alta Val Torre si prepara a ospitare il prossimo 27 maggio il passaggio del Giro d'Italia. Siamo nell'Alta Val Torre e ci troviamo all'esterno delle grotte di Villanova, dove il gruppo degli esploratori sta ormai per dare il là alla stagione turistica del 2022, la prima di una cosiddetta normalità dopo i 2 anni di pandemia. Si comincia con le aperture straordinarie del 25 aprile e del 1° maggio, ma anche con eventi molto particolari, molto singolari per il 24 e per il 30 aprile, con cui andremo ora a parlare con la guida turistica Stefano Dalan. La stagione sta partendo, sta ingranando finalmente con un po' più di leggerezza. A proposito dei 2 eventi di cui abbiamo parlato, abbiamo una prima escursione Speleo il 24 aprile alle 10 di mattina. È un'escursione comunque adatta a tutte le persone che sono in grado di passeggiare e permette di accedere a zone segrete della nostra grotta e vedere degli spettacoli che il turismo semplice non può vedere. Mentre la settimana successiva, il 30, abbiamo la prima meditazione all'interno delle grotte. Sarà una meditazione con il tamburo e verrà eseguita nella parte non turistica, dove sarà possibile provare e sperimentare il suono e il buio assoluto. A ogni cambio di colore abbiamo riaperto o richiuso l'afflusso turistico. Quest'anno stiamo partendo sereni, vediamo che c'è una buona risposta da parte dei turisti e quindi confidiamo che sia finalmente davvero l'anno della ripartenza. È una grotta di contatto, la grotta di Villanova, e tra le grotte di contatto è turisticamente parlando la più grande d'Europa. Abbiamo un'estensione di più di 9 km e sono visitabili, grazie ai lavori eseguiti a fine dell'anno scorso, circa 1,5 km, tutto su una passerella pedonale, quindi comodo e estremamente suggestivo. Con Mauro Pinosa, invece presidente del gruppo esploratori e lavoratori delle grotte di Villanova, parliamo in sintesi un po' anche di quelli che sono i cenni storici di queste grotte scoperte nel 1925 in un comune che si prepara quest'anno per la prima volta ad assistere al passaggio del Giro d'Italia. La storia delle grotte, storia delle grotte inizia nel 1925, quando per puro caso un paesano, passando accanto a un foro nel terreno, ha visto uscire del vapore acqueo. Da lì, insieme ad altri amici, ha allargato questo foro, questo pertugio, e si è calato all'interno, no, per una trentina di metri, scoprendo poi tutto un sistema di gallerie che sono diventate la Grotta Nuova di Villanova. Per la prima volta il Giro d'Italia passerà a Villanova delle Grotte e noi abbiamo organizzato tutta una serie di manifestazioni ufficiali di contorno del Giro, che inizierà con il 14 maggio, sabato 14 maggio, quando il presidente della regione, il dottor Massimiliano Fedriga, verrà a inaugurare il nuovo percorso delle grotte di Villanova. Quindi il nuovo percorso che allungherà tantissimo il percorso turistico e porterà fino alla nuova galleria di accesso, che presto attrezzeremo anche con un sistema di risalita. Proseguirà poi con altre manifestazioni il giorno 20 a Pradielis, per poi proseguire con altre manifestazioni a Lusevera ed anche a Villanova, quella più importante il giorno 22,
con la presenza di altri amministratori regionali, dove andremo a fare una mostra di tutti i prodotti locali, sia enogastronomici sia dell'artigianato locale. Durante tutto il passaggio del Giro d'Italia, presso il Terminal Grotte ci sarà la banda del comune di Lannach, che è un comune della Stiria in Austria, che suonerà con i loro costumi tradizionali e intratterrà tutti gli ospiti che verranno a vedere il Giro d'Italia qui a Villanova delle Grotte. Appuntamento dunque per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio e per il 27 maggio con la kermesse ciclistica del Giro d'Italia. Dalle Grotte di Villanova è tutto, a voi la linea. Siamo in chiusura, ma vi ricordo alle 16:30 ritornerà in diretta l'informazione di Telefriuli. Grazie per l'attenzione e buona giornata.